Salve a tutti, sono Anna, sono un'ostetrica che lavora presso l'ospedale di Schiavonia. Oggi vi parlerò del periodo espulsivo. Il periodo espulsivo è il tempo durante il quale il feto attraversa il canale del parto per fuoriuscire dal corpo materno. Viene suddiviso in due fasi. Una fase di latenza o di transizione e una fase attiva. La fase di latenza è una fase che va dalla dilatazione completa, cioè il raggiungimento dei 10 cm del collo dell'utero, all'iniziale sensazione di premito, cioè la voglia di spinta iniziale riferita dalla donna. La fase attiva è la fase in cui vi è un aumento dell'intensità della sensazione di premito e la donna avrà un'irrefrenabile voglia di spingere che non riuscirà a non assecondare. La fase di latenza è una fase molto importante, è una fase un po' di quiete che permette alla donna di riacquisire l'energia necessaria per affrontare poi la fase attiva. Infatti in questa fase la donna potrebbe avere contrazioni meno frequenti e riferirà un'attività contrattile meno intensa e meno dolorosa. Nella fase attiva invece le contrazioni torneranno ad essere frequenti e di maggiore intensità, più dolorose, ma saranno accompagnate dalla spinta della donna. La forza data dalla contrazione sommata alla forza messa data dalla donna durante la spinta favoriranno la progressione del feto lungo il canale del parto. L'espulsione del feto e quindi la nascita del proprio bambino non sarà immediata. La fase espulsiva è una fase che richiede del tempo prezioso e necessario affinché avvengano dei fenomeni chiamati fenomeni meccanici che permettono la corretta progressione del feto lungo il canale del parto. Questi fenomeni meccanici sono principalmente dati dalla flessione e dalla rotazione della testa, in cui il feto adatterà i suoi minori diametri della testa ai diametri più favorevoli del bacino osseo della donna. Il bacino osseo dobbiamo immaginarlo come un imbuto, quindi avrà diametri diversi a mano che si progredisce. Non è rettilineo ma è curvilineo, quindi il vostro bambino per poter progredire deve adattarsi alle dimensioni del vostro bacino, quindi del bacino della donna. Il periodo espulsivo è un periodo che va ben sostenuto, ok? La donna infatti oltre a valutare lo stato fetale attraverso il controllo del battito cardiaco verrà anche valutato lo stato materno. La donna infatti va sostenuta e oltre che dal personale ostetrico anche dalla persona di fiducia all'interno della sala parto. Deve esserci un clima comunque adeguatamente intimo e si è visto infatti che una donna ben sostenuta produrrà degli ormoni buoni chiamati endorfine che oltre a favorire la corretta progressione fino al parto saranno poi ormoni positivi nel primo incontro con il proprio bambino. Saranno in questa fase assecondate le sensazioni che la donna comunque sente tramite l'ascolto del proprio corpo. Infatti la donna può spingere in posizioni alternative, vengono privilegiate soprattutto le posizioni in posizione verticale, cioè in piedi, accovacciata, a carponi, cioè a quattro zampe, sullo sgabello, posizioni in cui la forza di gravità in un qualche modo aiuta la discesa della testina e quindi del corpo fetale. In questa fase verrà consigliato alla donna di bere a piccoli sorsi in quanto aumenta la sua sensazione di sete, potrebbe sentire un peso verso il basso e importantissimo è comunque fare in modo che la donna faccia molto spesso la pipì, in quanto comunque una vescica troppo piena potrebbe in un qualche modo ostacolare la progressione del feto lungo il canale del parto. Altra cosa, oltre al sostegno della donna, è importante anche far capire che il canale del parto, oltre a essere
composto dalla parte ossea che è il vostro bacino, è composto anche da un canale molle che è la vagina e il perineo, per cui il personale ostetrico cercherà di proteggerlo, che dovrà distendersi e quindi deve essere in un qualche modo protetto. Potrebbero essere consigliati anche degli impacchi con delle garze calde durante la distensione del perineo per prevenire quelle che sono le lacerazioni. Il periodo espulsivo porta poi alla nascita del vostro bambino, che verrà poi asciugato e posto sulla vostra pancia per 2 ore per il pelle a pelle, e quindi il primo impatto, il primo rapporto mamma neonato.